Ciao amici, questo è il 16° episodio di questo Let's Play. Ci eravamo lasciati mentre noi speravamo di finire questa guerra con la Spagna, in realtà ne è subentrata un'altra. E infatti l'Austria ci ha dichiarato guerra e quindi adesso siamo un po' in difficoltà. Allora, perché i francesi avevano, diciamo, iniziato in maniera abbastanza stupida la guerra con... molto stupida a dire la verità, la guerra con la Spagna e hanno perso gran parte della loro manodopera. Infatti, noi abbiamo il terzo esercito più grande al mondo in questo momento, soprattutto perché la Francia ha perso gran parte del suo esercito, però ha ancora un buon serbatoio di manodopera, se non altro. Perché ha temporeggiato troppo sui Pirenei, praticamente sono morti tutti per mancanza di rifornimenti. E io pensavo a questo punto di attaccare il prima possibile gli eserciti toscani che hanno ancora un morale abbastanza basso, lasciando qui solo gli uomini necessari a proseguire l'assedio. Però qui siamo anche circondati, il che non è proprio il massimo. Vabbè, allora lasciamo altri due reggimenti. Allora, a questo punto dobbiamo mandare il grosso del nostro esercito indietro. Allora, quindi io direi di dividere la flotta, lasciarne una parte, anzi dividiamola proprio a metà. E una parte poi la mandiamo. Qui lasciamo 18 navi, credo che bastino. Sì, siamo 15.000 qua. Ok, dobbiamo mandare i rinforzi. E direi a sto punto, dato che non siamo poveri, non siamo dei poveri disgraziati, siamo veneziani, voglio dire, dobbiamo reclutare qualche mercenario perché siamo in ristrettezze di manodopera. Qui i francesi ormai hanno perso, io direi. Qui stiamo mandando l'esploratore. Anche se forse dovremmo aiutare il nostro stato coloniale a far fuori questi pirati che non, non riesce a far fuori da solo perché è un genio. Pensavo anche di rinominare queste due province. Allora. Però questa non posso ancora. Allora, questa qui volevo chiamarla San Paolo, col nome del nostro esploratore. Questa la italianizziamo e basta. Scomparso, no. Come mai? Se scrivo San Martin. No, rimane piccolo. Ok. Che sia come vogliono loro. Minuscolo, in effetti era più bello grande. Vabbè. Guantanamo. Gli assedi qui stanno per finire. Poi dovremo appunto prendere queste due colonie. Magari una la annettiamo. Vediamo quanto ci impieghiamo, insomma. E anche questo assedio dovremmo finire prima di far pace. Infatti adesso dovremmo almeno cercare il prima possibile di far pace perché con la Spagna, perché se no non potremo dedicarci alla guerra con l'Austria che sta invadendo minacciosa i territori francesi. Poi voglio conquistare prima o poi questa Lombardia. Tra l'altro ho riconsiderato il fatto dell'unificazione dell'Italia, no? Che non mi piace per varie ragioni.
Però ho visto che con le patch hanno cambiato le idee nazionali dell'Italia e sono molto migliori adesso, quindi quelli di Venezia in confronto non sono granché. Se de- Lo considereremo molto più avanti, insomma, eventualmente. Io non volevo farlo perché ci trasforma in una monarchia, perché ci sposta la capitale a Roma, vabbè che volendo poi la possiamo rispostare, e usava la bandiera dell'Italia napoleonica, però in effetti questo, ad esempio, questo particolare si può modificare, potrei cambiare il file e basta. Quindi ci penserò più avanti se eventualmente unificare l'Italia. Intanto preoccupiamoci piuttosto della situazione. Siamo fortunati a non avere sovraestensione. Potremmo anche averla, perché io pensavo a questo punto di annettere tutto quello che riuscivamo di Napoli. Beh, forse non proprio tutto. Quanto? 100 ducati. Tipo questa potrebbe essere una pace. Potremmo anche pensare di, in effetti, di annettere tutto. Bah, ci penseremo. Però pensavo appunto prima di portare un po' più avanti la guerra e far pace solo alla fine. Purtroppo le unità non sono molto aggiornate, i mercenari sono ancora unità vecchie. Perché? Questo ci chiediamo. Perché? Comunque ci saranno molto utili, perché non voglio rimanere senza manodopera in un momento così delicato. Napoli ci offre appunto la pace, o ci cederebbe davvero tutto. Allora, calma però. Allora. Secondo voi questi ci attaccano? Per me sì. Dov'è il secondo generale? Sono qua. Io vorrei attaccare questi maledetti toscani prima che possano. I liguri ci hanno lasciati. Prima che ricarichino ulteriormente il morale, dicevo. Potrei anche chiedere. In effetti. No, scherzo. Ecco, ti pareva? Beh, 2000 uomini non sono questo gran problema, però se fossero zero avrei preferito. C'è anche. Uh. Insomma, lasciamo perdere questo assedio qua. Ci troviamo in una situazione del cavolo. Allora, dobbiamo far fuori quelli lì il prima possibile. Poi da qui dobbiamo subito mandare i rinforzi. Abbiamo reclutati due. Ah, guarda chi c'è. I lanzichenecchi. Questi sono più evoluti dei nostri. Però ce n'era solo uno di lanzichenecco. Vabbè. Ok. Cerchiamo di attaccarli il prima possibile. Ventinove. Ventisette, vediamo se. Ok. Quindi possiamo mandare questi, arrivano il 29. Cerchiamo di far fuori l'armata toscana.
avevano una base morale molto più bassa. Esatto. Allora, tu vammi di qua. Vediamo chi arriva prima. Arriviamo lo stesso giorno. Tutti lo stesso giorno. New England. Ma se non sbaglio... Ok, questa è una strada più veloce. Stiamo vincendo perché contro... Ah sì, la battaglia che abbiamo appena fatto. Perché? Vabbè, qui l'esercito francese si sta ritirando. Qui sono curioso di vedere quello che succede. Mio Dio. Qui non c'erano degli uomini pericolosamente avvicinantisi. Dovremmo attaccare. Accidentaccio. Per fortuna sono semplicemente... Ok, abbiamo perso un reggimento di mercenari appena reclutati in maniera abbastanza idiota. Allora, ecco qui. Spero almeno di finire l'assedio di Cuneo. Chi arriva prima? Ah no, non vanno neanche nello stesso posto. Io credo che però appena conquisteremo le Canarie tutto andrà meglio. Ma dov'è? Bah, riusciremo a conquistare ste Canarie? Prima o poi, forse. Vabbè, dai, comunque la situazione può essere giudicata abbastanza sotto controllo. Allora, qui abbiamo le 22 navi da commercio, che sono tutte quelle che abbiamo. Sì. Ecco, qui arriva l'esercito nemico. Io spero che in questo turno finisca la storia qui, perché sarà l'ultimo turno che avremo. Immagino. E qui ci conviene andare a nord. Anzi, però andate da questo lato. Adesso tornatemi indietro a questo lato. Ok. Vediamo come hanno perso miseramente. Ok. Che miserabili. Vi prego. No. Non ce l'hanno fatta. Ok, voi dividetevi. Questa è la cosa più importante. Non rimanete troppo uniti, se no vincete. Allora, qui non c'è qualche mercenario un po' lanzichenecco? Solo uomini in armi. Non mi sono mai piaciuti sti uomini in armi. Mi tocca arruolare uomini in armi. Vabbè, comunque siamo piuttosto ricchi. E non so... Ah beh sì, per le battaglie contro i toscani stiamo pure vincendo la guerra. Allora, qui stiamo ok, facendo questo e questo. Questi andrebbero fatti fuori, ma non c'è tutta sta fretta, mio Dio. Spero che quando giocheranno in casa avranno più possibilità di vincere. Qui come va? Va bene, va bene. Tranquilli. Allora io dico, Modena, per il momento mi serve passare da te perché per fortuna Modena mi vuole ancora bene. Ok. Ok,
Ok, qui è arrivato il nuovo esercito. Tu vammi a far fuori. Ma chi mi vai a far fuori? Dai, prima vammi a far fuori questi. Li mettiamo un po' sotto assedio. Anzi, andiamo a questo. Questi cosa fanno? Boh. Qui Bermuda. No. Momento, questa non sarà l'India per forza. Questa deve essere una colonia inglese. Purtroppo non la vediamo. Quindi un'isola c'era. Però non portoghese. E questi si vede che non riuscivano ad arrivare più in là, però. Se mi arrivano qui poi possono espandersi chissà fino a dove. Accidentacci. Ecco, ci mancavano pure gli inglesi. Vabbè, intanto voi tornate. Cosa vi faccio fare a voi? Andate a distruggere questi. Non sono però messi bene, forse mi conviene farli riposare un po' prima. Allora, però qui ci vuole un po' di pazienza. Perché vado proprio a passare la fine del mese male io? Ok, non sono geniali sti qua. Aspettiamo il 4. Oh bene, Cuneo è caduta. Adesso mi piacerebbe prendere anche l'altra. Ok, questi sono perduti. Maledetti fiorentini. Ok, e vediamo di far perdere anche questi. E anche quegli altri, dai. Non va malissimo, non va malissimo, dai. Qui dobbiamo solo stare attenti che non finisca la colonia. Qui forse possiamo dire a Modena che non ci serve più l'accesso. Cosa fanno questi? Vabbè. Qui dobbiamo andare forse più a nord. Lasciamo 3000 uomini. Gli altri li mandiamo a nord, questi li dividiamo. Poi ci servirà un po' di gente, un po' di artiglieria. Vediamo qua. Lo sapevo che cambiavano direzione e io come un pollo. Però li faccio fuori prima. E vai. Ok, ce l'ho fatta. Qui vediamo cosa succede. Forse una buona volta vincono i francesi. Mandiamo un po' d'artiglieria. Però lasciamo anche un po' di questi. Dai. Questi arrivano il 30 e io il 30 dico a Modena che non mi serve più l'accesso. Ok. Sta andando tutto benino, dai. Ce la caviamo.
Qui non siamo riusciti. Vabbè, adesso sono sicuro che questi eserciti francesi faranno la loro. Quant'è che è grande l'esercito nemico? Ma non troppo, tutto sommato. Tra l'altro qui io spero che prima o poi arrivino rinforzi. Il fatto che si odiano, questo non è d'aiuto. Vabbè. Che livello tecnologico hanno? 7, 7, questi 9 come noi. Giusto? Ah, qui noi potremmo appunto anche... Però aspetto di avere il bonus del 15% dato che non ho fretta. Non devo costruire navi al momento. Allora. Qui chi c'è? Ok. Non abbiamo ancora... Ah cavoli, hanno 3000. Questi sono 2000. Vabbè, allora, dovremo mandarne uno in più qua. E questi li mandiamo a 30. No, aspettiamo che vadano a Costanza gli altri. Questi... Beh, un po' di artiglieria servirà anche a noi. Mandiamo un po' di gente qua. Un momento. Beh, in effetti, questo accesso a Modena era utile. Tu vammi... Ah no, giusto. Qual è il 13? Vediamo un po' come se la cavano sti francesi. Ok. Addio, Trentini. Aspetta, quando è che arrivano? Ah, uguali, bravi. Saremo pure un po' in svantaggio come territorio. Anche Melilla è caduta. Allora, voi andate qua. Io stacco qualche cog. La mando qua. Lì c'è un po' troppo rischio rivolta per i miei gusti. Allora, quindi questo qua. Questo qua. Quello là. Però non capisco bene che cavoli. Dov'è l'artiglieria che ho richiesto? Vabbè, lo scopriremo presto. Bene. Stiamo facendo sempre più fuori sti austriaci. Qui non si capisce chi vincerà. Supplè limiti 20. Adesso si stanno facendo fuori anche loro. Mio Dio. Comunque non hanno cambiato tattica, la deficienza è rimasta la loro tattica costituente proprio del loro carattere. Qui però ci manca ancora. Allora, qui tra l'altro siamo anche noi poco intelligenti. Allora, perché non possiamo? Appunto, guardate, abbiamo perso altra. Polonia, miglioriamo un po' con te le relazioni. Dai. La Francia cosa pensa? Mandiamo l'altro in Francia poi. Ok, Firenze è sotto assedio. Questo lo mandiamo qua. No, scherzavo. Mio Dio, che rischi. Quanti sono? Vabbè, non è pericolosissimo, io credo. Allora, cos'è che facciamo? Allora, andiamocene di qua. Speriamo che si logorino nel nostro territorio.
Del resto io con loro voglio far pace quanto prima. Ok, anche con gli altri voglio far pace quanto prima. Qui siamo allo 0%. Questi cosa li tengo qua? Non servono più. Meglio mandarli da queste parti. Tipo voi. Abbiamo... Perché abbiamo perso un po' di punteggio? Una nave in effetti. Qualche nave se non altro. È meglio tenerla a Venezia, in modo che non possano in alcun modo assediarla. Qui spero davvero di riprendere il controllo della curia. Qui non, però non credo che faccia pace volentieri. Tirolo. Bravi, rimanete... No, non rimangono in Tirolo. Però vediamo quanto si riduce. Poco. Quanto... Allora, hanno parecchie truppe, però poca manpower, ottimo. Li distruggeremo, sti austriaci maledetti. E i francesi non se la cavano affatto male, nonostante abbiano un livello tecnologico inferiore. I francesi vincono sempre, non si è mai capito bene perché, ma vincono. Allora, qui ci permettiamo di lasciare qualche nave nell'assedio. Allora, però qui ok, calma. Mettiamo anche un po' di navi. Facciamo, sto sbagliando un po' tutto. Allora, una va a Venezia, una sola, le altre non servono a Venezia. Quante razze di flotte ci sono? Questa è una, quella va a Venezia? No. Le mandiamo in Toscana queste. E queste che sono ferme le mandiamo di qua. Ok. Trento, però vanno avanti sti qua. Non li ferma nessuno. Procedono nel nostro territorio e potremo ritirarci sempre. Abbiamo così tanto spazio. Vediamo dove vanno però. Ok, qui sparaiamo un po' i nemici. Non serve per forza assediarli ora. Forse ci conviene già battere la ritirata qua. Vediamo dove vanno da Verona. Se vanno verso sud. Questi che sono un po' più indietro mandiamoli a Napoli. E questi va bene che vadano qua. Ok, questi continuano verso sud. Ragazzi. Ok. I francesi li hanno fatti fuori. Però finché non finiamo questo assedio non possiamo dichiarare la pace. Allora, intanto magari ci conviene prepararci qua. Questi perché se ne sono rimasti qui? Bella domanda. Questi sono pronti. Mio Dio. Ok, Luigi Foscarini non deve starsene più qua. Allora, questi è bene che se ne vadano in Epiro. Oh cavoli, ma siete dei razzi. Non hanno leader. Però la Lorena ce l'ha il leader. Allora, quindi non mi piace per niente la loro rapidità.
Questi non servono più perché non c'è più assedio. Ah, qui ci sono i nazionalisti milanesi. Ecco, cosa fate voi avanti e indietro come al solito? Dove andate voi? Navi senza... Allora, dovete caricare questi e mandarli in Epiro. Voi andatevene in Lucania. Questi arrivano troppo presto per i miei gusti. Arrivano l'1, il che significa che mi tagliano. Mio Dio, questi... Non voglio perdere uomini in maniera così atroce. Forse ci conviene affrontare il nemico anziché ritirarci. Cavoli, mi sono ritirato troppo lentamente. 6 ottobre. Non pensavo. Però 2 giorni. Se no potremmo cercare di confondere il nemico muovendoci in 2 direzioni diverse. Navi, ci sono altre 4. 18 non bastano per caricare tutti, però al massimo posso sbandare qualche mercenario. Allora questi, allora l'1 e l'1, questi vanno in Abruzzo, ci arrivano il 10. Ok, dovremmo essere salvi. Senza nemmeno bisogno di fare cose assurde. Vabbè, forse però è meglio chiederglielo sto passaggio, dai. Un punto diplomatico non è così. Ok, voi siete qua. Il nostro modo di scomparire non sembri una fuga, non è assolutamente, è solo tattica. Sono questioni tattiche di massima importanza, naturalmente. Ok. Questo lo dovremmo togliere quando potremo. Ecco, fate fuori i savoiardi, ragazzi. Ok, voi andatemi subito in Calabria. Forse ci arrivo un po' prima io. Qui è tutta una corsa contro il tempo, però tutto sommato. Dov'è l'altro leader? Qua. L'Epiro ce la fa a reggere? No. Allora facciamo, mandiamo una metà ad Atene e questo ci mettiamo il generale che non ha capacità d'assedio. Arrivi il 27. Ok. Mio Dio. Non arriviamo in tempo o arriviamo? Non arriviamo. 29. Secondo me facciamo
La fuga più rocambolesca della storia. Ok. Tu che hai abilità d'assedio. Vai. Ove io ti ordino. 29. Guarda che se ne tornano indietro. Io direi... Voi state pronti a tornare in Italia così li confondiamo del tutto sti austriaci. Cioè, hanno capito che non arrivavano in tempo. Io spero che in questo modo che può sembrare stupido. Perché l'assedio è passato alla Liguria? Questo è quello che ci si chiede. Perché? Perché quando ho unificato le armate è diminuita la possibilità di successo? Queste sono le domande. Aspetta. Secondo turno, solo secondo. Facciamo così. Ok. Non è cambiato niente, solo il controllo. Non si capisce mai niente in queste situazioni. Ok, comunque noi stiamo controllando la situazione. Allora, qui è arrivato il nostro bardolino. Dovremmo segnare. Ah no, è già segnato quello lì. Comunque, voi salite. Anzi, vi posso dividere in due e farvi salire tutte e due. Bravo. Andiamo a prenderci anche quelle isole qua. Qua tra poco cade lì l'altra isola. Dovremmo anche far cadere questa, ma Napoli è sotto assedio, eh? Che simpatici. Se volete rimanere da soli vi distruggiamo, senza troppi temporeggiamenti. Noi siamo molto bravi a distruggere le truppe isolate. Proprio una nostra specialità. Lasciamo che si allontanino un po' quelli. Voi assediate pure tutto quello che volete. No! Ah, beh, che non era poi granché. Però è quello che era qui. Ne dovremmo reclutare un altro. Credo proprio. Sperando di essere più fortunati. Siamo davvero messi male però, Vabbè dai, allora lo reclutiamo. Quando ci serve lo reclutiamo? Adesso non... Beh, ma ci servirà di sicuro. Vabbè, a breve quando ci servirà, se ci servirà lo recluteremo. Voi non vi leggo neanche le vostre assurde proposte. Allora, voi dovevo già da un po' far questo. Ah! Ecco. Ok, però siamo stati... No, non siamo abbastanza veloci. Allora, vediamo un po'. Voi andate qua. Anzi, a sto punto... Ah, è vero! Una cosa intelligentissima. Dato che non voglio confermare il duca che abbiamo, il doge che è il duca, dov'è? Perché è troppo vecchio, lo facciamo diventare un generale. Fa schifo. Ok, a sto punto... Ok, reclutiamo un vero generale. Fa più schifo ancora. Ok, a questo punto... a questo punto... Cavoli combiniamo? Vabbè, ok, niente, non abbiamo un generale.
Mettiamo qual è il migliore dei due, non si sa. Anzi, facciamo Emo, dai. Tanto qui in generale c'è già. Speriamo che i rinforzi arrivino. Anche voi. A questo punto. Io però penso che a questo punto non ci sia più. Per fortuna c'è già Battista Buonaparte. Vabbè, voi andate anche voi dai a aiutarli. Abbiamo di nuovo il diplomatico. Questi qui se ne stanno a Siena. Che guerra del cavolo, va? Qui come va? Ok, uno va da qua. L'altro lo mandiamo qua. Le nostre colonie quali sono? Questa che è quasi finita e questa che è anch'essa quasi finita. Potremmo metterne una terza, non siamo così poveri da non potercela permettere. Qui chi arriverà prima? No! Ok. Però io penso che potremmo anche riuscire a batterli. Sì, forse l'idea di lasciarli lì sperduti non è stata buona. Però siamo in montagna e quindi qualche speranza c'è. Come vedete hanno anche loro delle perdite simili alle nostre. Allora, qui vediamo un po' com'è la situazione. 2 gennaio arriviamo. Ok, voi andate. Sti maledetti ottomani si espandono alle nostre spalle. Ma sì, forniamo. Oh, bene. Forse riusciamo a fare sta pace con la Spagna. Allora, prima di tutto. Vabbè. Arrivano rinforzi francesi, questa è la prima buona notizia. Allora, se vogliamo far pace con la. Allora, prima di tutto facciamo un po' di truppe. No, scherzavo, cosa faccio truppe qui che. Faccio qualche reggimento perché adesso avremo sovraestensione. Se vogliamo far pace con la Spagna, prima cosa mi prendo Napoli, mi pare giusto. Allora, com'è la storia qua? Pensavo, se mi prendo tutto, poi posso annetterli. Però posso annetterli comunque. In effetti potrei annetterli comunque in una guerra successiva. Anche se mi prendo solo questo. Perché sennò perdo l'occasione per fare un po' di soldi. E non mi pare il caso di perdere queste occasioni. Sono sempre state buone occasioni. Quindi direi ci prendiamo tutta la zona che è nel nodo di, tranne Napoli, che è nel nodo di Venezia, anche la Lucania. Tanto poi potremo anche fabbricare pretese sulla Sicilia dalla Lucania. Prendiamo i soldi necessari. Chi ci odierà? Napoli, Siena, Toscana che ci odiano già. Ma sì, gli ottomani ne saranno contenti. La Francia direi che solo 2 e anche la Polonia. Ok, possiamo considerare questa cosa.
Anzi, più che considerarla, la portiamo già a compimento. Sono già nostri rivali. Mandiamo sta richiesta. Grazie. Tante belle province cattoliche. Poi trattamento, dai. Ah, poi seguiranno altre paci. Allora, in effetti qui dobbiamo aspettare un attimino, però più o meno possiamo stare abbastanza tranquilli. Purtroppo non siamo riusciti ad avere sta vittoria totale perché basta che resistete ancora un po', ragazzi. Ecco, bravi. Arrivano i francesi, vi sistemano per bene. Noi non ci... noi rimaniamo quasi... No, vabbè, dai, aiutiamoli anche noi. Perché non c'è proprio bisogno di noi, Infatti, perché dobbiamo aiutare chi non ha bisogno di aiuto? Questa è la domanda. Voi fareste pace? No. Ok, no. Questi chi sono? Nobili. Allora, adesso... la pace con la Castiglia si configura in questo modo. Soldi? Grazie. Io amo molto i vostri soldi. Vediamo. Ci cederanno sti due? Sì! Ottimo. E è tutto quello che ho da chiedergli. Se potessi chiedergli anche... Ah, giusto, la Savoia. Voi, maledetti savoiardi, cosa mi date? Dai, fatti bravi. Ah, non avete soldi? Naturalmente non... neanche la sconfitta mi date. Vabbè, non fate pace, ho capito. E... c'è qualcun altro? Portogallo che non fa pace separata e non mi interessa fargli far pace separata anche. Allora, quindi abbiamo detto, queste Pireneo non ce lo segna nemmeno di cederlo. Cuneo non ci interessa, Cuneo ci interessa, Cuneo. Non abbiamo pretese. Direi, vabbè, abbiamo già fatto le conquiste. Allora, non è un problema la sovraestensione perché... Ma sì, spendiamolo già adesso questo. E... abbiamo il 52, aumenterà un po' per via delle Canarie, invece per via di questi non aumenterà perché si crea con... dato che sono più di 5 nello stesso nodo, e nello stesso non è un nodo, è uno stato coloniale unico, quindi non mi si creerà sovraestensione per loro. Va bene, dai. Abbiamo perso gli effetti del commercio e anche le pretese su Bari. Ah, bene, per fortuna ho fatto... ah no, non serviva forse. Però forse faccio bene vabbè, non è grave. Vabbè, dovrò rifare le pretese sulla Calabria. Potrò fare quelle su Napoli, che era una cosa a cui tenevo molto. Se no scopriamo che facevo meglio. Questa è la Francia. Direi che ci converrebbe prenderci anche quest'altro cardinale, però prima dobbiamo essere un po' più in vantaggio. Allora, qui deve essere arrivato, bravo. Vogliamo far pace, quindi... E voi invece non la fate pace, che non si è ben capito. Perché se non la fate ve la faccio pagare.
non la fanno, ma io ve la farò pagare. Vediamo, già con l'esercito la vede proprio brutta. Anche il nostro non è che sia proprio messo nel modo migliore, però su questo tacceremo. Allora, intanto non ho considerato. Ok, quando è che arriva il 12? Bravo. Vammi qua che ti devo annettere. Qui non hanno ancora perso, non si sa solo cosa aspettano. Ok, 17. Ma non... Benché siano tutti bloccati al 100%, non cedono, eh. Dov'è che andate? A Cuneo? A Cuneo vi distruggo io, se non vi dispiace, ragazzi. Va bene. Questa volta gli svizzeri mi sa che vincono. Qui c'è un super esercito, però. Allora, quando è che arrivavano questi? Febbraio, quindi posso starmene un po' tranquillo. Dove sono sti svizzeri? Ah, se ne tornano proprio. Allora, mi conviene chiamare anche questo esercito a questo punto. Qui qual è il limite di supporto? Ah, ci stiamo qua. Giusto? Oppure abbiamo sofferto di chissà quale. Invece abbiamo sofferto più del dovuto. Io qui mi sa che ci conviene scappare. Allora, più che altro... Sì, perché tanto qui facciamo pace senza coinvolgere la Savoia. Che cavoli devo starmene qua? Non ce n'è ragione. Bisogna far fuori solo gli austriaci adesso. Appena mi arriva la nave che è l'uomo più che la nave. No, però voi... Anche la Francia. Ok, voi a sto punto statevene qua. Dato che non si capisce cosa fanno i francesi. Ok, dovremmo aver preso l'isola. A sto punto voi bruciate. Dobbiamo fare tutto lo stesso giorno. Direi che questa è da bruciare, questa è da prendere. Anche se costerà un po' all'inizio. Possiamo permetterci. Tanto questa qui penso che in un anno sarà finita, quindi spenderemo una quarantina di ducati per avere questa colonia, ci sta, dai. E questa allora possiamo far pace, controlliamo perché poter far pace secondo il nostro aggradamento, il nostro piacere. Questo non potremo, volevo fare anche questo, ma evidentemente non sarà possibile. Basta patti con questi stati che non ci piacciono. Portogallo e Savoia. Ma sì, col Portogallo ci sta anche, però con la Savoia no, perché non voglio più che vi intromettiate. Ok. Navarra. No, non ci interessa. Non ci interessa tutta sta storia. Le Bahamas ce le prendiamo senza bisogno di chiedervelo. Turks Island anche. Tangeri e Melilla non ci interessano. Quindi procediamo. Arraffiamo la colonia. Non sarà percepito come troppo aggressivo questo. Ok, questa è una nostra colonia da ora. Questa te la...
Diamo alle fiamme. Grazie, grazie. Anzi, quelli lì li dobbiamo lasciare lì. Allora, questa è un po' una storia complicata. Quindi adesso possiamo far pace. Giustamente possiamo far pace. Dunque, le due isole portoghesi sono incluse. Questo è incluso. I soldi. Il trattato con la Savoia. Va bene, facciamo pace. Non possiamo pretendere di più. Ok. Il problema è che non volevo cambiare il nome di questa San Martino. Beh, non possiamo cambiarlo. Chiamiamo questa San Paolo perché secondo me adesso... No. Paolo. San Paolo. Perché questa non potremo... Ah no, forse potremo. È vero, perché rimane sotto il nostro controllo, non essendo ancora ultimata. Quindi questa la chiamiamo San Martino. E questa, quando il giorno in cui la finiamo, vediamo se riusciamo a chiamarla San Paolo, se no vabbè. Siamo sovraestesi tantissimo, ma credo che non lo saremo più perché adesso si creerà uno stato. Esatto. Indie. Vabbè. Indie occidentali. Lombarde. Esattamente. Quindi adesso, come vedete, tranne le colonie che non abbiamo ultimato, c'è questo nuovo stato coloniale. Noi come le chiamiamo? Ma possiamo anche chiamarle in effetti o Indie occidentali o Caraibi, oppure Morea, tipo, dato che Moro aveva scoperto per primo questa parte delle isole. Tra l'altro le dobbiamo decidere ora, perché se no possiamo chiamare questa regione Morea e questa Indie occidentali. Dai, Indie occidentali. Maiuscolo facciamo. Oh, occidentali. Indie occidentali. Ok. Credo che poi non possiamo più cambiare il nome, quindi tu continua a esplorare. Ecco, poi adesso c'è il problema degli inglesi. Maledetti inglesi. Allora, adesso siamo solo in guerra con questi austriaci malefici. Noi siamo intoccabili praticamente. E intendiamo rimanere qua, direi. Perché dobbiamo spostarci? Siamo intoccabili lì dove siamo. Rimaniamo lì. Aspettiamo che i francesi sistemino i nostri nemici. Posso diventare difensore alla fede, ma non mi interessa. In effetti, quant'è la nostra sovraestensione? Adesso 64. E impieghiamo 3 anni a integrare questi. Perché quasi quasi, dato che la guerra potrebbe avere un esito propizio, non potremmo quasi quasi integrare Siena, prenderci Siena. Vedremo. Come sono i loro generali? Possiamo affrontarli senza 3-3, 4-4, insomma sono abbastanza potenti.
Soprattutto in confronto alla nostra sfortuna. Ma quanti ne hanno, scusate? Per fortuna usano i peggiori e hanno segnato il peggiore qua. 1-1. Però qua, scusate, non possiamo mantenere tutti sti generali sfigati. Allora, tu vattene a calci nel sedere. Già. Vediamo se hanno loro, sti fortunati. L'hanno già come provincia nazionale, quindi non hanno dovuto spendere niente, ma pensate un po'. Se vi sembra normale tutto questo. Ok. Questa possiamo mandarla qui. In effetti adesso quanti uomini? Un sacco e poche navi. Mandiamoci qualche cog. Vabbè che adesso serviranno anche qui le cog. Però 3 le mandiamo là, dai. Tra l'altro ci saranno anche altre navi. Passeremo per i pirati. Poi qui ci sono delle flotte. E anche qui, giusto? Queste le possiamo ritirare. Anche queste. Mandiamoli tutti qua. Però ci sono anche qui delle cog. Non so se questi lasciarli qua. Forse meglio di no, perché sono pochi, morirebbero se venissero attaccati. Quindi facciamo una cosa più intelligente. Queste cog lasciamole qua, mandiamoci quelle là. Poi ok, dopo questa prima nuova impostazione sono sicuro che i francesi, perché la crisi del sale, vabbè. Si saranno già pentiti gli austriaci, secondo me. Appena si vedranno tutti questi. Io non voglio attaccare tutto sto esercito. Sono troppo parsimonioso di manodopera. Voi ridistribuitevi, statevene pure calmi. Ecco. Sono più contenti di commerciare in zucchero. Comunque quella colonia inglese, il fatto che non ho casus belli mi pare contro l'Inghilterra, quindi non potrei neanche. Come faccio a prenderla? L'ideale sarebbe prima di tutto mandarci un esploratore a vedere a che punto è. Intanto sti qui procedono all'assedio. Qui ci stanno invadendo in forze, in quest'altro fronte i francesi li stanno distruggendo. Allora, voi togliamo il generale e me ne andate qua. Pretese su Crane. Ma sì, andatevene tutti in Toscana, rintanatevi.
io adesso, col mio miglior generale, che fa schifo, però è pur sempre il mio miglior generale. Me ne vado in... No, non passate alla Liguria. Io mi avvicino a voi in maniera... come cadenzata, in maniera cadenzata. E vi attaccherò dove più siete deboli. Vediamo un po' qua. Purtroppo, come vedete, non riusciamo a puntare sul secondo cardinale. Ecco, voi statevene a Siena, fate le vostre bricconate. Noi attaccheremo da dietro. Ma ci soffrono gli uomini per via dell'esilio? Non credo. Vediamo. Però ci arrivano altri uomini qua. Tutti contro noi. Accidentacci, però i francesi vi sistemano da questo lato. Hanno un buon esercito. Che fare? Vabbè, forse ci conviene far pace. Chiediamo... bravo. Vi chiederemo solo di pagarci un po'. Ah, però non la facciamo subito sta pace. Non mi piace. Allora, voi andatevene a Venezia. E proteggete ancora un po' il porto. Tanto questi qui sono stupidi. Non sembrano poter prendere chissà quali iniziative contro noi. Voi mi andate. Li vogliamo attaccare da dietro in Tirolo. Tanto voi dove andate? A Cremona? Siete pazzi? Volete andare in Francia? Ah, qui possiamo anche tornare a riposarci nelle... Allora, com'è? Dovremmo tenere un po' più... Quando è che arriviamo? Settembre. Ok. Andiamo qua, dai. Anzi, andiamo nelle isole. A riposarci un po'. Allora. Questo non ci preoccupa. Questi sono ormai dove sono? Non si vedono neanche più. Allora. Luigi Foscarini, fammi un po' fuori. Fatemi un attacco simultaneo. In realtà non deve essere simultaneo, deve essere solo una simulazione di attacco simultaneo. In modo... Ok. Adesso fatemelo davvero simultaneo. Però questi tornano indietro. No, anzi, facciamo così. Boh, cosa facciamo? Qual è la cosa più sicura? Tornarcene quatti quatti? Ma proviamo un attacco, dai. Al massimo riusciremo sempre a fuggire. Dov'è l'esercito francese, però? Tutto qua? Ah no, eccolo. Sì, non è più quello di una volta. Vanno a 300 all'ora sti qua. Non mi piace per niente. Torniamocene indietro. Lasciamo che muoiano ancora un po', dai. Bravi, tornate. Tornate venne. Dove andate adesso?
Tanto avrete sempre più alto l'esaurimento di guerra. Così. Eccoli qua. No! No! Mio Dio! Vabbè, allora facciamo un generale sperando di essere fortunati. Dai, un po' di fortuna. Ah. No, fortuna proprio no. Dobbiamo perdere. Vabbè, no, di sicuro non la stabilità, quindi perderò questo. Le nostre guerre recenti hanno fatto emergere leader competenti, persino dal ceto contadino. Possiamo prosperare grazie alle loro capacità, però possiamo anche respingerli, perché dopo tutto non sono nobili. Perché se li accettiamo perdiamo la stabilità. Quindi mi dispiace, perdiamo piuttosto tradizione all'esercito. E questo qui ce lo teniamo, ma proprio per bontà d'animo. Dove se ne vanno sti qua? Non possono attaccarci. Perché non mi va più la pausa? Ecco. Ma se ne vanno tutti qua. Se voi andate pure a Treviso. Io quasi quasi me ne torno in Tirolo. Cosa fanno Verona? Tanto voglio dire. Vai, fatemeli fuori, li voglio. No, non ce la fate. Sono sicuro che continuando a vagare nel mio territorio, queste armate, vedete, hanno perso tutta la manodopera e se la caveranno sempre peggio, io credo. Poi potrebbero riuscire nella sede di Trento, questo è un altro fatto. 17. Bah, proviamo a dare un attacco. Sarà la peggiore scelta che abbia mai fatto. Perché loro sono veloci, questo è il problema. Sono più veloci di quello che sembrano. Arriveranno a Trento in un men che non si dica. E io avrò perso tutto un esercito per non guadagnare niente. Oh mio Dio, ma cosa succede? Troppe cose. Antigua. Ok, una colonia. Ecco, devo tenere d'occhio questa invece. Verona è sotto assedio? No, che sotto assedio? Quando è che arrivano l'11? Vabbè, ci impiegate troppo, ragazzi. Noi distruggeremo, vero che ce la faremo a distruggerli prima dell'11? Porca la miseria. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Prima dell'11. Non so cosa ci abbiamo guadagnato. Qual è il limite di supporti di queste province allora? Però così mi attaccano. Vabbè che attaccando mi perderebbero. Beh, se non altro andiamocene in Tirolo. Se no facciamo pace. Potrei anche far pace. Perché no? Potremmo imporgli sempre cose più pesanti, però...
Ma sì, possiamo fare anche una vittoria totale su di loro. Mi dispiace fare una pace così sminuente. Puntiamo alla vittoria totale su di loro. Però hanno come generale... Hanno 4-5 generali. 4. Vediamo chi è il migliore. François. Allora abbiamo un po' di generali. Vediamo se i nostri stupidi generali incapaci hanno le abilità per poterli fronteggiare. Se ce le hanno, abbiamo visto. Arenberg avevano 4. Beh, questo forse possiamo quasi permettercelo. Che idee hanno loro militarmente parlando? Quelle difensive. Questo già non è buono. Tra l'altro noi abbiamo anche meno morale per via del modificatore infame che ci colpisce. Però se li batto poi mi prendo tutto, cavoli. No, mi prendo Crane e Siena. Mio Dio, 10 Siena ha guadagnato tasse base, anche se si trova bloccata. E invece gli altri loro generali sono forti. Questa potrebbe essere una... No, quello senese no, questo no. E quello della Lorena. Lorena è comunque più debole dell'austriaco. Speravo che mi aiutassero i francesi. Questo è praticamente tutto il loro esercito. Sì. Cioè ho capito che devo batterli, però purtroppo loro non possono passare, non sono riusciti questa volta a passare. Sto pensando. Mi conviene. Secondo me non mi conviene attaccarli ora. O forse sì. Comunque, intanto che faccio queste riflessioni filosofiche. Chi è qua? Ok. Mandiamo un bel colono qua. Mamma mia quanto sono veloci. Facciamo un po' così perché... Essere, non essere. Assedi Verona o non assedio. Qui siamo rovinati. Non possiamo stare troppi mesi qua, però ci attaccano. Possiamo... Che cavoli facciamo? Facciamo così, andiamocene qua. Ecco, voi restatevene a Verona. Noi stiamo perdendo in maniera obbrobriosa esercito. No, scherzavo, rimanetevene qua, dai. Andate in Francia, avevate avuto una buona idea. Scherzavo. Ups. Adesso pensano di attaccarci. L'ultima resistenza dell'isola. Trento è sotto assedio. Però perderete parecchia manodopera. È quello che vogliamo. Intanto reclutiamo qualche mercenario. Com'è l'esaurimento di guerra? Standocene a Trento non è che migliori molto. E la Francia? Ma qui siete proprio delle capre, voglio dirvelo. Allora, voi andatevene qua. Qui voglio cambiare il nome prima che sia troppo tardi. Qui poi distruggiamo questi qua perché non se ne può più. Allora, va bene.
fatto che non possiamo allontanarsi, non possiamo far niente. Vediamo come reagiscono se facciamo finta di questo genere o se facciamo questo. Non reagisco. Vanno a riposarsi. Ok. Noi ci subiamo un altro mese di morte e disperazione. Direi di tornarcene. Perché uno se ne va di qua, uno di là? Oh, bravi lituani! Vedi che avete capito qualcosa. Ma voi andatevene a Trento in realtà, ho cambiato idea. No. Vabbè, andatevene tutti e tre. Non si può. Ok, dobbiamo starcene qua. Ci avete un po' bloccato sui monti. I francesi non ci aiutano. Dove sono i portoghesi? Di sicuro... Eccoli. Ok, allora finita St. Kitts andiamo qua. Così fabbrichiamo pretese su questi due. Le nuove colonie portoghesi. Allora, abbiamo un po' di diplomatici che abbiamo dimenticato. Andate. Voi... Ma sì, facciamo insomma, facciamo i coraggiosi una buona volta. Vediamo se siamo pronti a ricevere eventuali attacchi. Aspetta, voi quando è che arrivate? 29, credo che facciate in tempo. No, ormai danno più importanza a loro che a noi. La prima cosa... Andatemi a Siena. Voglio vedere quale città assediate. E anche a Firenze. I lituani. Boh. I lituani fanno abbastanza pena. Ciao lituani, ok. Senza l'aiuto dei francesi qui non andiamo molto lontani. Appunto. Appunto. Sus. Dov'è Sus? Questo qui non era bastato il trattamento. Forse ci conviene far pace, dato che i francesi non arrivano. Non so bene cosa potremmo combinare. L'alternativa è sperare che ci attacchino. In effetti se ci attaccano... Allora lasciamo solo una bloccata qua. Ecco. No! Non possiamo cambiare il nome perché abbiamo fatto passare un giorno. Vabbè, St. Kitts rimarrà St. Kitts. Non mi pare giusto però. Vai.
in qualche modo troverò il modo di cambiare i nomi. Vediamo. Ecco, bravi attaccateci. Ok. Però con un po' di calma. Dov'è? Cosa sta succedendo? Atene? Ok. Il 16 è arrivato, dai. Proveremo a fare una battaglia vincente una buona volta. Boh, ce la faremo? Allora, comunque dobbiamo mandare questo. A questo punto. Direi anche di attaccare sti pirati che mi hanno un po' stufato. Siamo tanti uguali, loro hanno il generale migliore. Noi abbiamo la posizione migliore in montagna, il che può fare la differenza. Penso che vinceremo. Dai, per fortuna arriva un bel aiuto. Perdiamo un sacco di uomini. Mi dispiace sempre vedere morire centinaia e centinaia di veneziani. Grazie ragazzi, accorrete al nostro aiuto. Ottimo! Siamo di nuovo noi controllori del Papa. Vai! Perché è morto? No, non ne abbiamo uno in più, ma gli altri ne hanno perso uno. Quello che in cui non abbiamo investito. Forse allora facciamo bene investire in lui. Chi l'ha preso alla fine? Aveva tipo 50... Lo Stato alla Chiesa l'ha preso? Ah, mostra tutta la situazione. Ma non si capisce. Che cavolo. No, il cardinale che c'era prima non lo si vede più. Ah, è questo. È questo. Beh, noi potremmo investire, forse è più facile su questo aragonese. Ok. E non provate a inseguirci, perché noi siamo migliori e più bravi e più forti e voi non potete fare niente. Genova? Vabbè. Non importa. Cosa succede? Ecco. Questo qui correva come un treno. Speriamo in Pietro Giustiniani, ti prego. Sii giovane. Sarà giovane? Vi prego, giovane, giovane, giovane. 36 anni, ottimo, questo lo confermeremo. Lo confermeremo di certo, guardate quanti austriaci. Ok, ce la faremo. Ormai sono più che mai convinto che ce la faremo. E adesso li facciamo proprio fuori dal tutto. Allora, possiamo mandare un uomo a Pisa. Un uomo a reggimento, volevo dire. Questi li mandiamo a Vienna. Tranne questi che li mandiamo a Pisa. E direi che così ci sentiamo pronti. Allora abbiamo fatto bene a continuare la guerra, dai.
possiamo? Cosa possiamo fare? Pretese su queste terre. Ma sì. Così gli austriaci capiranno che non è conveniente. Vediamo se ci aiutano i nostri. No, non ci aiutano. Sono proprio dei. Però questi li dovremmo. La Lore. Cavoli, questi me ne sono dimenticato. No, li abbiamo fatti fuori, ok. Un momento. Linz li abbiamo sistemati. E lasciamo a sto punto un po' di uomini. Ad assediare. Per un momento. Non attaccatevi a noi. Ecco qui. Un inquisitore, benissimo, quello che ci servirà molto presto. Per stanare tutti gli eretici. Questi chi? Come mai hanno tutto sto morale? Non credo lo abbiano davvero, però. Ok, era solo quel disgraziato che aveva morale. Allora. Mandiamo appunto ancora un po' di assedi. Ecco, il pirata lo abbiamo distrutto prima che arrivassero anche questi. Allora dovremmo mandare qualcuno qua nell'estremo nord. Venezia in Antartide. Sembra una favola. I veneziani in Artide, in Groenlandia. Colonie veneziane. Allora. Andiamo anche ad assediare Crane. Ecco, abbiamo avuto successo nella questi sono molto aggressivi. Dovremmo essere veloci. Prima che sia troppo tardi. Questi senesi cosa fanno? Vediamo di arrivare per tempo e stanarli una volta per tutte a Vienna. Bene, bene. Dove sono questi disgraziati? Io ho detto perché ve ne state qua? Potevate renderci la vittoria molto più facile. Invece questi sono i nobili. Vabbè, la Craina non c'è. No, abbiamo perso il diplomatico che aveva fatto un così buon servizio. Ma questo ci servirà. Ok. Questo va benissimo comunque. Ci consentirà infatti. Abbiamo tanti. Allora, tu vai qua. Tu vai qua. Per il momento. Come mai stiamo perdendo? 0 contro 9. Comunque ce la caviamo benissimo, dai. Ok. Ormai siete spacciati, ragazzi. Non credo possiate scappare lontani. Vi costringeremo a una pace adeguata. Dove ve ne andate? Allora. Ma in effetti lasciamo allora, no scherzo, tu rimani qua.
Allora, e voi inseguite gli austriaci. Non li voglio veder vivi. Allora, però qui il trattamento è finito. Venezia. Ah, Firenze volevo dire. Però qui ci sono tante province che se la passa male. Anch'io ho finito la manodopera comunque. Ecco, Canary Approach. Qui non ci sono isole. Andiamo. Dove andiamo? No, forse è meglio farlo tornare a base un momento. Ecco. Qui dobbiamo prendere 2 cog. Una mandarla qua. Una qua. Qua. Una mandarla qua. E l'altra qua. Semplice, no? E nel frattempo l'altra flotta farla riparare. Allora, dove andate voi? A Trento, Brescia? Dove? State fuggendo troppo lontano, mi sa che vi perdo. Però non intendo lasciarli in questo modo. Andremo fino in Francia se necessario. Sediamo però anche Graz, dai. Non pensavo di dover... la Savoia, sì, mi lascia passare. Però io non ho il diplomatico per chiedergli l'accesso. Lo facciamo tornare da qua. In 10 giorni arriverà. Insomma, è troppo lontano, però è troppo lontano, non si può andare fin là. Ci penseranno i francesi, forse. Com'è che qui non abbiamo più la manodopera? Vabbè. Allora mandiamocene un altro. Vai a Pisa. Possiamo far pace con voi? Forse. Sì, forse no. Allora, cos'è che ci... Queste ve l'abbiamo chiesto e ce lo darete. Non vogliamo che la Francia però faccia pace troppo presto. Magari potrebbero far pace con la Francia. Noi vi chiederemo semplicemente Siena, no? O anche Crane potrebbe essere buono. Crane, quel che è. Però qui e anche qui ci sono in effetti degli altri problemi a cui dovremmo prestare attenzione. Sti austriaci dove sono finiti? Saranno qua? Allora, magari mandiamo la flotta. Io direi il primo assedio che finiamo, Siena. Ok. Neanche a dirlo proprio. Allora, no, tu vammi qua. Firenze, ciao, Siena, ciao, buon. Andate a Linz.
Ok, gli austriaci stanno per essere distrutti di nuovo. 45. 40% sovraestensione. Se vogliamo far pace dovremmo aspettare parecchio. Quando è che finiamo? Febbraio. Dovremmo aspettare più di un anno. Un po' troppo. Siete protestanti voi? No, solo quella provincia. Sto nord è un po' troppo protestante. Però tutto sommato noi non siamo stati proprio per niente colpiti dalla loro riforma da 4 soldi. Allora io direi che prima appena accettano per Siena o per quel che è. Bari. Dicevo appena accettano. Ok, voi mandate questo. Questo è già arrivato. Wow. Ok, questi sono arrivati anche loro. Andiamo a far fuori chi per primo? Prima gli ateniesi. Allora, qui io sono convinto che mandando questo potremmo cavarcela meglio. Questi dove tornano non si sa. Come minimo ci verranno di nuovo qua. Infatti quindi avrò fatto male ad aver allontanato l'esercito. Qui quanto perdiamo? Un po'. Speriamo che vada bene qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso la pretesa su Monastir, la rifaremo subito. Non temete. Ecco qui l'esercito. Perché voi mi venite di qua? Fate fuori del tutto sto esercito. Boh. Ok, gli ateniesi sono KO. Quanto ho di sovraestensione ora? 60 e più. Mosca ha approfittato di una disputa. Uè. Invece quelli lì sono proprio odiosi, E facciamo fuori i baristi. Ormai l'Austria è KO. Abbiamo tutti occupati. Fra un anno possiamo far pace. E chiederemo Siena e Crane, se ci riesce. Scopriteci pure ottomani, non ci fate paura. Anche se non siamo messi benissimo in effetti al momento.
E anche gli ultimi ribelli qua possiamo debellarli. Il rischio rivolta è troppo alto per i miei gusti però, soprattutto nelle Canarie. Forse era già meglio farlo prima, però anche adesso può andare bene. C'è un po' troppo rischio rivolta. Vediamo sti austriaci. Ormai accetterebbero anche di cedere Siena. Invece gli ungheresi cosa stanno facendo? Non mi piacciono questi movimenti degli ungheresi. Ok, quindi ho perso... No, non ho perso il controllo. Però è sempre più precario, in particolare a causa degli austriaci. Mio Dio, che situazione. Io ho sempre più paura che i francesi facciano pace senza consultarmi. E credo che non sarebbe una paura infondata. Allora io diminuisco un po' il mantenimento all'esercito perché in effetti al momento non si intravedono grossi rischi. Questa è la Lorena. Qui perdiamo uomini. Del resto Crane non potremo prendercela, mi sa. Ma non iniziamo nuovi assedi. Non serve. Stiamo solo aspettando che passi il tempo e che le nostre pretese diventino realtà. Io quasi quasi faccio subito pace. Temo un po' troppo che i francesi facciano quello che non voglio. Tanto qualche mese di sovraestensione mica ci ucciderà, voglio dire. Mezzo anno. Potremmo resistere a mezzo anno. Mio Dio, finiscono tutti questi trattamenti. Albania costa poco. Casablanca. Facciamolo. Kosovo, Bari. Modena mi vuol bene. Va benissimo, se mi volete bene, io sono contento. Ok. Come va qua? Dov'è il leader? C'è da qualche parte il nostro leader. Ah, non è assegnato il leader. Le nostre genialità. Questo è l'unico che sappia condurre un assedio e non lo assegnato. Però è ancora
Ma siamo sbilanciati. Allora facciamo così. Voi non siete più sbilanciati, mandate in Abruzzo. Anche il rischi rivolta non era male, in effetti. Però ci toccherà. Allora, qui secondo me i francesi fanno pace, non aspettano ancora. Non voglio proprio farmi soffiare la pace sotto il naso. Questo non lo potremmo mai fare. Tanto per capire quanto accetterebbero di pagare. Tipo se chiedessi Antwerpen, lo prenderebbe Genova. Sarebbe simpaticissimo. Accetterebbero. In realtà ti dico ti dirò, a chi lo dico? Ti dirò. La propensione a prendere Crane è parecchia. Ma sì, aspettiamo, giochiamoci le sorti. Anche il Kosovo. Vabbè. Siamo sbilanciati. Non ce la capiamo benissimo. Abbiamo vinto per miracolo. Non si sa bene come. Proprio... Ah no, ho sbagliato. Non è la provincia che volevamo. Siamo ancora sbilanciati. Forse mi conveniva aspettare, no? Di non essere più sbilanciati. Perché siete scappati? Vabbè, questa volta lo distruggeremo definitivamente. Scoperta diplomatica. Scoperta coloniale. E già anche l'altra volta ho confuso stati coloniali con stati diplomatici. Ma che cavoli. Allora, allora, prepariamo già le future guerre col Portogallo. Gli diciamo che secondo noi, ma non solo, un po' secondo tutti, Porto Rico dovrebbe appartenere a noi. Qui non riusciremo mai a capirci niente. Dove sono? Voi cosa ci fate qua? Boh. Ecco, vedete che ogni tanto mi dimentico gli esploratori. I nostri coloni hanno... Insomma, stanno facendo delle incredibili scoperte nel nuovo mondo. E è una vera delicatezza indietro in Europa. Vabbè, le maggiori case di commercio stanno importando queste curiosità. Insomma, stanno... Carico di... Beh, non so bene cosa sta... Ok, comunque hanno scoperto abbastanza per fornire il nostro regno, non è un regno, fino alla fine dei tempi. Io direi che il potere amministrativo è quello che ci piace di più. Le manifatture devono avvantaggiarsene. Questa è la nostra risposta. Ah, ma ecco perché. Sono un genio. Perché non eravamo così efficaci contro i ribelli. Altri, ma... Ok.
Ok, a Sofia. Allora, calma. Toscana. Ok. Ok. Ma sì, mandatevene tutti a Pisa. Questi ribelli iniziano a diventare un po' troppi. L'Austria è battuta al 90%. Qui c'è un'ultima battaglia. Voglio finire... Appena occupo questa provincia faccio pace perché non ne posso più di sta guerra. Qui non riusciamo più nemmeno. Allora, come ho messo l'estrazione? Ti prego, water shortage. Le possibilità aumentano di giorno in giorno. A Sofia sono islamici qua. Ma pensate. Forza, forza Luigi Foscarini. Tutta una nazione dipende da te. Sta attenta a quello che stai facendo. E anche tu, Giacomo Priuli, Battisti Kosovari, Linz e assediate. Mandiamo una maggiore forza di cannoni. Proprio. Allora, facciamo così, aspettiamo un attimo. Ok, il 2 va benissimo. Purtroppo non abbiamo più manodopera. Ok, perdete pure di ferocia. Era proprio quello che speravamo. Naturalmente siamo con le finanze in negativo perché abbiamo questa colonia in più. Una colonia extra. Quella. Voi, boh, statevene pure lì. Questi. No, in realtà era meglio fare come prima. Solita situazione. E provare a scoprire qualcosa di questa zona. Stiamo vincendo al 99%. Allora, ragazzi, dobbiamo in tutti i modi prendere la colonia. Prima che faccia esti ottomani, ok. Sofia. Ok. Non voglio che sti francesi facciano pace. Avete ancora poco tempo, ragazzi. Allora, mandiamo magari tutti i cannoni che abbiamo. Non abbiamo tanti, a dir la verità. Allora, dobbiamo sbrigarci. Fatemi così. Per piacere, andatevene a Ragusa. Tutti a Ragusa. E questo assedio non ci importa tanto, neanche questo. Vediamo solo i cannoni, tutti qua. Cioè. Vienna è conquistata, dai. Voglio Crane. Avremo fortuna. Allora.
sì. Più probabilmente no. Allora, nuovo governatore. Allora, la scadenza è venuta per il governatore Agostino Emo. Dobbiamo riaffidargli l'incarico oppure dobbiamo affidarlo a qualcun altro? I rappresentanti Casanova chiedono un rimpiazzamento. Se non lo rimpiazziamo ci costerebbe persino tradizione repubblicana, certo che lo rimpiazziamo con un candidato diplomatico. Ok, ok. Ecco, non ci stupiamo. Certo. Allora, non abbiamo conquistato ancora sti malefici. Ma non ci importa niente di quella provincia, ci interessa solo l'assedio di Crane. Io sono convinto che la Francia presto, anzi sono già stupito che non abbia già fatto pace, quindi non credo aspetterà molto altro tempo. No, aspetta, teniamolo pure qua. Abbiamo scoperto i sargassi occidentali, ci sono pure i sargassi occidentali. È tutta una questione di precisione qua. Va bene. Qua come va? Quest'Austria mi sta più antipatica che mai, però non potrò di certo avere più di 2 cardinali sotto il mio controllo, quindi speriamo che venga eletto il nostro. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No! Oh, Ifni è diventata cattolica, ottimo. Un evento negativo se ne accompagna sempre uno positivo. Potremmo anche provare un attacco. No, aspettiamo di aver riunito un po' di più l'esercito. Ormai qua li abbiamo integrati questi. Ok, abbiamo liberato la Bosnia. Zaporozhye non credo durerà molto a lungo. Io intanto sono confidente che adesso vinceremo l'assedio. No! Hanno fatto non ho lo sapevo che succedeva. No, non è successo. Cos'è? Abbiamo vinto l'assedio. No. Però c'era una strana comunicazione che avevo visto. Cos'è? 11 dicembre, no. Avevo visto una... Ah no, è tornato da Modena. Stiamo tranquilli. Magari i francesi saranno leali con noi. Però non se ne può più. Sto assedio non finisce mai. E se proviamo un assalto? Cavoli, potremmo prendere qualsiasi provincia, tranne quella che ci serve. Chi è il nostro rivale? Napoli. Ma si mettiamo all'Austria. Vabbè. Un altro mese. Non abbiamo
per avere 3, un altro di artiglieria. Dai, proviamo con un altro d'artiglieria. Ormai non so più cosa inventarmi. Un altro d'artiglieria. Voi con chi siete in guerra? Nessuno. Però i vostri spostamenti confine non mi piacciono. Voi cosa ci fate qua? Vabbè. Patrioti tartari. Oh, finalmente prendiamo... No, non possiamo prenderla perché dovrò integrare 2 province. Ma scusa, non sia... No! Siamo 5.995 e non 6.000. Ma ti pare giusta sta cosa? Mamma mia. È naturale che dunque... E se io provassi a controllare pure sto cardinale qua? Ma sarebbe un po' troppo difficile forse. Dai che questa volta ci va bene. Allora, questo... Mio Dio, sta proprio affondando. No, ancora no. Ma non... Questo assedio deve durare all'infinito, non ho capito io. Francesi, venite voi ad aiutarci. Ok, Salisburgo è collassato, non si sa come, non ci interessa. Cosa fanno sti francesi? Non possiamo aspettare ancora troppo. L'ho ripetuto 20 volte da 30 anni che sto aspettando. Ok, fabbricate pretese su Monastir non ci interessa, dai. Questa sarà la volta buona. Scherzo, però. In realtà non sarà la volta buona. Magari porta sfortuna o fortuna, chi lo sa. Dire queste cose. L'importante è che ci riusciamo. Dai, almeno una breccia alla mura che almeno attacco, no? Costantino non mi interessa. Dai! Oh, ma questo è troppo. Allora adesso io faccio un assalto, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, provo. Linz è caduta. Fur, ok. Produciamo pellicce nell'estremo nord. Non mi interessa nemmeno questo. Forse un assalto è davvero folle. Forse sì. Perciò, allora, facciamo una cosa. Facciamo l'assalto solo con i mercenari. No. Potrebbe essere una buona idea. Possono anche morire tutti, non ce ne frega niente. Allora, però un assalto lo vogliamo fare. Assaltate, ragazzi. Non è tanto possibile. No, un assalto non può aver successo. Ok, abbiamo scoperto che gli assalti mercenari non hanno mai successo. Ok. Stacchiamo i mercenari. Addio mercenari. Accidentaccio. Rizza non esiste più. Ok, abbiamo pure Bari. E una rivolta a Z. Mio Dio, che tensione per questa conclusione di guerra. Cosa ne pensa di noi la Liguria? No, aspetta, prima di mandare qualcuno in Liguria.
c'è mai stato un assedio così lungo, io credo. Ok. Quelli delle vabbè. C'era un... ecco dove sono... Gli inglesi. Gli inglesi maledetti. Fabbricheremo pretese anche su di voi. Ecco, dai che ce la facciamo. Questa volta ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Forza ragazzi! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Grandissimi. Allora, Crane. Benissimo. Siamo davvero contenti di togliervi un'altra provincia. 76%. Quant'è adesso? 12. Saremmo un po' troppo sovraestesi. Però non ci importa. Abbiamo aspettato tutto questo tempo solo per vedere questo momento. Modena, la Francia, l'importante. A noi ci interessa la Francia. No, la Francia gli va bene. Questo è l'importante. Ok. Boh. Annullate anche i trattati con qualcuno che non ci piace. Alleati con Sassonia, Würzburg. Interessante. Beh, annullateli con lo Stato e la Chiesa. Ok, mandiamo la domanda. Siena nostra. Voilà. Mio Dio. Ok, mio Dio, qui è protestante. Mio Dio, questo non l'avevamo proprio pensato che fosse protestante. Siena protestante. Qui ci fa costare la cosa 10 in più, però non possiamo aspettare di certo. E qui Crane integriamola. Il rischio di rivolta sarà una cosa pazzesca, soprattutto a Siena, vedo. Allora, inglesi, non possiamo più tollerare la vostra espansione. Ah cavoli, qui non abbiamo vicini? No. Ma ecco un'altra stupidaggine. Noi siamo vicini, questi siamo noi. Mio Dio. Almeno ne avessimo ancora una da poterci mandare qualcuno. No, ok. Vabbè, aspetteremo ancora un po'. La Crimea. Perché? È in guerra con E gli serve l'accesso? Sì che gli serve. E io non glielo do perché sono dalla parte degli altri. Allora. Comunque adesso abbiamo buona parte dell'Italia. C'è da dire che abbiamo buona parte dell'Italia. Non si può negare che abbiamo buona parte dell'Italia. Quindi penso che... accidenti. Ok, dobbiamo dichiarare subito una guerra.
mi ero dimenticato. Ok, loro van bene. Cosa ci hanno chiesto sti qua? Speriamo. Noi non facciamo finta di non vedere la loro richiesta. E speriamo che siamo come al solito. Ok. Dobbiamo fargli fuori un po' di gente. Non era forse il momento migliore di dichiarare guerre assurde, però appunto non avevamo scelta. Allora, dobbiamo lasciare un bel po' di coco qua. Non se ne può davvero più. Genova, certo che ti diamo l'accesso. Cerchiamo anche di migliorare le relazioni. Sì, è per quello. Anzi, andatemi tutti a Ragusa voi. Ma sì, andiamo. Ma forse sì. È il momento di fare la fine dell'episodio, immagino. Questi qui chissà che cosa pensano adesso che li abbiamo attaccati. Ecco, vediamo chi era. Era Crane. Nessuno dei due è il modificatore. Bene, non ha. Il fatto che siamo stati in guerra non ha portato al. Magari hanno creduto davvero che non avessimo visto niente. Sì, purtroppo ci è sfuggita il vostro ragguaglio. Scusate. Ci volete sempre bene voi francesi, vero? Benissimo. Allora. Qui però è già quasi il momento di dichiarare guerra di nuovo a sti portoghesi. Non c'è mai tregua, ma pensate. Quanto siamo ricchi di introiti? Non troppo. Però i nostri. Allora, facciamo qualche investimento, dai. Questi edifici abbiamo detto che erano utili e costruiamoli. Almeno qui sul mare, a Venezia. Però forse ho speso un po' troppo. Togliamone uno perché non possiamo proprio andare in bancarotta. Ok. Facciamo fuori sti ribelli poi. Allora, però un diplomatico lo dovremmo usare anche in qualche modo. Possiamo fabbricare pretese su Napoli? Ok. Però il rischio di essere scoperti è un po' troppo alto. L'obiettivo sarebbe prendere la Lombardia, il nostro obiettivo da circa 5.000 anni. Sarebbe, in teoria, voi andate tutti a Z. No, però aspettate voi. La Polonia ha annesso il Meclemburgo. Ormai sono. Dove cavoli si sono andati a trovare sti qua? Ok. Questi ottomani sunniti li mandiamo a quel paese. Siamo anche abbastanza ben voluti, tutto sommato. Credo perché siamo abbastanza temuti, soprattutto. La Liguria la desideriamo.
forse un po' pericoloso mandarli in ava scoperta, immagino. Ok, questi li abbiamo azzerati praticamente. Qui abbiamo dei ribelli, ancora, altri ribelli. Ma non... Tabacco alle Bahamas. E va bene. Noi intanto andiamo a dirne... No! La Provenza è diventata pacificamente vassallo della Francia. Vabbè dai. Neanche giusto, no, che giusto, maledetti. Vabbè, francesi. Ho capito già che questi qua dovremmo tenerli qua e cavarcela con gli altri per far la guerra. Anche la Scozia protestante. Era già tutta protestante, ha dovuto per forza cedere. Anche la Francia non ha una grande unità religiosa. Stiriani. No, non ci sono novità qua. Qui la lista delle nostre pretese non è diminuita. Io direi che il prima possibile dobbiamo prendere le idee religiose. Questa è l'unica cosa di cui sono convinto. Crane. Crane dovremmo liberarla. Bravo Zapoteie. Poveri Crimei, in effetti. Cosa avranno mai fatti male? Voi quando è che mi arrivate? Livello 2. E tutto sommato ce la caviamo anche in netta. Aie. Non potete combattere tra voi, tartari, che parteggiate per due stati diversi? Allora facciamo una cosa. La cosa diventa sempre più complessa. Abbiamo vinto. Vabbè, siamo troppo fighi a sto punto. Se vinciamo in 2000 contro 8000. Ma alla fine possiamo. Cioè, cosa vi dico? Questi che cavoli vorrebbero? Tartari. Se accetto le loro domande, sono le solite stupidaggini. Per 10 prestigio, ma perché mi sono andato a impelagare questi affari? Torniamocene indietro. Qui c'è un altro esercito. Però ho sbagliato tutto. Mio Dio, però siamo un po' mutilati qua. Saremmo pure 12.000, ma... cioè, in teoria 12.000, ma in realtà non siamo molti. Allora, tutti sti diplomatici, in qualche modo dovrò pure sfruttarli. Allora, voi andate qua. Qui ci siete già. Voi andatemi qua. No, qua no, forse. Da qualche parte, insomma. In Svizzera. Qual è? Allora, queste due province fanno parte del nodo di Venezia. Quindi queste tre potrebbero interessarmi, perché ormai il nodo è quasi tutto mio. Crane appunto ha completato in parte. Oh mio Dio, però non vi sopporto più.
Tu restami indietro. Diplomatico. Ok, la sovraestensione ci sta facendo male. Quant'è che ci dura? Almeno fino al 22. 2 anni. Allora io direi di reclutare qualche lanzichenecco. Allora, qui volevo appunto segnare, dato che l'altro ci serve qua, segniamo qua questo. Questi arrivano il 13, aspettiamo 2 giorni. Ecco voi. Oh mio Dio, la Francia ha dei disordini religiosi interni. La Castiglia non ne voglio sapere. Che disastro. Per ora dovrò accontentarmi di questi due, sperando di mantenere il vantaggio. Vediamo in Francia com'è la religione. In effetti molte province si sono convertite. E sbrigatevi. Non li vogliamo sti ribelli. Prima di tutto dovremmo disfarci di questi. Allora andiamo ad attaccare. Qui sono solo piccoli forti, ok. Siamo però completamente privi di manodopera. Ok, le Bahamas non ci costano più e siamo tornati ricchi. Questa è sostanzialmente la situazione. E non abbiamo certo più coloni da mandare. Munster non esiste più. Vediamo un po' come se la cavano. Li hanno praticamente distrutti. Ovunque uomini in armi, ok. Perché voi francesi non ci aiutate? No, aspetta. Non abbiamo molte navi. Allora, Svizzera, Genova, Savoia. Ma sì, dai, proviamo a migliorare le relazioni con l'Austria.
la nostra eterna rivale, insieme agli ottomani. Beh, ormai l'Austria, io non ce l'ho più con l'Austria, lei che ce l'ha con me. Ok. Andiamocene qua. Sì, mi sa che questo esercito farà una brutta fine. Allora, voi andatemi qua. Voi raggiungeteli. Se perdo l'assedio sono spacciato. Aie. No, c'è solo il 7%, non sarò così Ok, allora voi fermatevi, aspettate il resto dell'esercito. Ok. Ecco, questa battaglia è ancora più interessante. Ok, questi li abbiamo fatti fuori e anche gli altri però con difficoltà sempre maggiori. Allora, dobbiamo mandare qualche uomo. Allora, com'è la situazione? Ormai è disperata. Allora, qui l'unica soluzione che possiamo avere è compattare i reggimenti. Ok, perdiamo un po' di prestigio che non ce n'è mai servito. Troppo. E adesso c'è ancora questo reggimento nemico. Andiamo come al solito in Epiro. Ah giusto, no, andiamo in Dalmazia. Che noia. Allora, dovrò anche trovare un'occupazione. Allora, Stato della Chiesa, mandiamolo allo Stato della Chiesa. Ormai qui si è esaurita la tregua. Infatti il fatto è che non ho più manodopera. Piccolo problema. Questi potrò anche rimandarli indietro a sto punto, no? Anziché continuare a fare sto valzer. La Sassonia non ci interessa, a dire la verità. Forse adesso l'Ungheria ci consentirebbe anche di passare. Che paura. Però perdiamo ancora qualche uomo. E si sono ripresi Ramazan. Scozzesi siete degli idioti. Ma davvero idioti? Ok, vabbè, se siete idioti, colpa vostra.
come fate a dichiarare guerra all'Inghilterra? Come si fa? Cioè, c'è un limite a tutto. Allora, qui mi sono dimenticato di staccare delle bloccate. Una, ne bastava una. Allora, anzi. Ok. Questa. Gli scozzesi hanno deciso da soli che proprio non volevano più esistere. Non potranno neanche dire che gli inglesi hanno tolto l'indipendenza perché se la tolgono da soli. Sono proprio dei geni qua. Non c'è ancora... Vabbè. Io recluto ancora qualche mercenario, anche se costa sempre di più per l'esaurimento. Ascolta, sto esaurimento di guerra lo vorrei diminuire, ma non posso nemmeno diminuirlo perché non è abbastanza elevato ancora. Devo sperare che si alzi praticamente. Vabbè. Status quo non è proprio la cosa migliore che uno si possa aspettare. Vabbè, per fortuna la situazione tutto sommato è buona. Io me la sto cavando benissimo e queste seccature non creano grossi problemi. Allora, ormai però sarebbe tempo di attaccare il Portogallo. Che alleati ha il Portogallo? L'Inghilterra, i soliti. Non li avevo tolti. No, non avevo potuto. Ho tolto la Savoia e non ho tolto... Beh. No, l'Inghilterra è meglio che entri in guerra, vedi? Che dico stupidaggini. L'unica cosa è che questo non è esattamente il momento opportuno di fare nuove guerre. Questa sarebbe l'unica controindicazione. Però ci toccherà farla, questa guerra. Adesso facciamo fuori sti ribelli e finiamo qua perché questo... buono. Qualcosa funziona. Già. Andiamo voi andate qua, dai. Ah, la Francia è entrata già in guerra. Sì, comunque fatemi controllare, ma non credo che abbia alcuna possibilità. Allora, l'Inghilterra ha 25.000 uomini. La Scozia non esiste già più. Ne ha 10.000. Come mai dichiara guerra? Come si può essere così idioti? Vabbè. Noi che ci eravamo tanto impegnati per evitare che dovesse subire troppe sventure. Invece si è fatta male da sola. Ok. Come sta andando sta colonizzazione? Qui bene. Nevica. Nevica un po' artica. È un po' una situazione artica, però per il resto va tutto bene. Queste due colonie me le posso rubare.
Volevo cambiare il nome a queste colonie e non è stato possibile. E ciò mi dispiace molto, ma non è possibile proprio. Mi sembra più strano. E presto dichiareremo guerra di nuovo al Portogallo. Nemici giurati per sempre. Va bene, dai. Chiudiamo qui l'episodio. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo preso quasi tutto il sud Italia, Siena e Crane, che controllerò il nome italiano. Che cos'è? E perché credo che Kärnten sia la Carinzia. Invece Crane qua non saprei. Tra poco potremo anche prendere le idee, finalmente questa idea. Quant'è che siamo indietro qua? Ormai di tantissimo. Quando è che avremmo l'altra idea fra 3 livelli? Qua meno 10. Vabbè, aspettiamo ancora un po'. Voglio risparmiare. Qui intanto è occupata dai patrioti berberi. Beh, questo esercito almeno è messo abbastanza bene. La guerra contro questi qui la possiamo ottenere solo come distrazione e prossimamente ci concentreremo. Beh, non sarà una guerra, penso, facile. La chiameremo guerra di conquisti Porto Rico. Conquisteremo Porto Rico. Distruggeremo queste colonie inglesi. No, una la annetteremo, insomma, faremo qualcosa. E penso che riusciremo comunque a cavarne l'obiettivo senza, anche facendo pace bianca o no, devo per forza prendere le Bahamas, però credo che potremo in qualche modo farcela. Che casus belli avremo? Vabbè, scoprirete tutto questo nel prossimo episodio. A presto.